Esposito, Gargiulo. Un maresciallo. Chi è? Un maresciallo. Maresciallo, lei, mettiti su dietro. Attento, maresciallo. Ma come devo fare con voi? Ogni qualvolta che vi cerco non vi trovo mai. Vi ho detto di andare a controllare un certo fiscale Luigi, ci siete andati? Sì, signor maresciallo. Beh, stiva a casa. No, non c'era il maresciallo. Come non c'era? L'avete fatto neanche firmare? No, quello non c'era, come filmavo. E voi che avete fatto? Noi ce ne siamo andati perché vogliamo andare quando ritorno. Ma come mi facevi, carabiniere? Tu come fai il brigadiere dei carabinieri? E tu? Che faccio? Ma non lo sapete che un detenuto quando sta a casa per nessun motivo si può allontanare? Ma se ciò dovesse avvenire va subito rapportato a me che sono il maresciallo e poi rinchiuso subito nelle carceri. Giusto. Sono state chiare? Chiarissimo. Ah, cioè, hai visto? Prendiamolo, aspettiamo, io richiudiamo nelle Sì, carte. vabbè, poi provvedo io a mandare una pantera. Sì, Adesso è andato vado dentro. maresciallo. Maresciallo! Maresciallo, scusate, ma mi scordavo una cosa molto importante. Che è successo? Qua stanno arrivando un sacco di denunce di quella Carmela Esposito che abita nel quartiere. Specialmente agli uomini del quartiere, maresciallo, non ne lascia tranquillo. Ho capito, sistemerò anche questo, non vi preoccupate. A proposito, Io penso, maresciallo. Gargiulo, Ditemi, maresciallo. ti devo parlare un attimo. Dito. Volevo sapere. Sì, che cosa? Che? Maresciallo. Sei Gargiulo tu? Eh? Sei Gargiulo? No. Chi sei tu? Sposi. E io devo parlare con Gargiulo. Ah, con Gargiù. Sì. Scusate, avevo Oh, maresciallo da parlare con me, Esposito. fatta là, maresciallo, vieni a casa, parlate con me. Ma come ti permetti? Porta rispetto che sono il maresciallo. Attendi. Sì. Riposo. Attendi. Riposo. Sveglia. Volevo dire, se per caso hai visto da stamattina in giro Donna Rosa. Donna Rosa? Ma c'è Donna Rosa, veramente a stamattina, Donna Rosa, Donna Rosa, Donna Rosa, una rosa maresciallo, proprio, Ma che sta facendo? Ma Donna Rosa? Gargiulo. Chi è? Suo maresciallo. Accomodatevi! Ma come ci accomoda? Hai già stungo qua. E allora che bussate a Ma chi fare? sto vero scemo? Allora che Sì, stu. ecco. Poi dice che raccontano le barzellette ai carabinieri. Volevo sapere se perché tu sei stato di ronda da stamattina, se per caso hai notato Donna Rosa. Tutto qua. Ah, nel quartiere voi dite? Certo, nel quartiere. Allora poi va a vedere il tuo quartiere, aspettate Ma lo là. vai a vedere in tuo quartiere? Ma è mai possibile con te come devo parlare? È africano? No, non capisco l'africano. Volevo sapere se per caso da stamattina hai visto, hai notato Donna Rosa. Ah, Donna Rosa! Donna Rosa, ha capito finalmente. Hai capito, maresciallo? Donna Rosa! Che hai capito? È la Donna persona seria. Donna Rosa. Esposito. Sì, maresciallo. Poco fa ho ordinato 2 caffè. Come mai non ancora sono arrivati? Maresciallo, guardate, io ho telefonato al bar Eh. e mi ha risposto proprio il ragazzo. Hai trovato un momentino dall'avvocato a Cesarano e poi subito sono a voi al maresciallo con i 2 caffè. Benissimo, allora io adesso vado dentro perché ho da fare delle commissioni importanti. Va bene. Appena arriva Giacomino con il caffè, mi chiamate. Andate. Sotto ponte dell'autostrada. Maresciallo, è venuto Giacomini, vieni, Hanno Giacomini. acceso Chi ha acceso il benzinaio? Chi l'ha acceso? Fermi tutti, mani in alto! Polizia! Ma la polizia, sceno, si miei carabinieri. Si me carabinieri! Metti questa pistola incinta. Metti la pistola incinta. Maresciallo, come si fa? Metti la pistola incinta. Oh. Giacomo, cosa è successo? Maresciallo, hanno acceso un benzinaio sotto ponte dell'autostrada. Mariscia, ma stava cantando una canzone. È proprio sta canzone che aveva cantato. Io sono della legge. E mo caffè chi mo paga? E se non porta i soldi masti, chi me li c'è? Ha ragione Giacomino. Va bene Giacomino, prendi tutto da terra qua e ci penso ancora una volta io, se non fosse tu maresciallo. Dai una mano, Gargiulo, dai una mano, dai, così semplifichiamo. Ecco poi, Ah, guardate un po' che casino che hanno combinato. Giacomino, fammi sentire un po', un must che avete. Mariscia, 400 lire. Ma se volete, ma proprio se volete, a mazzetta. Ah, mazzetta. Fatevi più là, devo pagare a Giacomino. Giacomino, vedi? Queste è 1000 lire. Vale a dire che 400 lire paghiamo il caffè che è caro da te. Altre 400 lire vai a prendere altri 2 caffè e le 200 lire che restano. Ah, mazzetto come dici tu. Grazie Mariscia, allora io vado. Vai, fa presto, Giacomino, vai. Hanno acceso papà. Chi ha acceso
Risa spada! Ma Stia c'è zitto. su, che è la nota canzone! Oh, ma chi sta tutto scemo? Nota canzone, Cristo. Questa è una canzone Nino D'Angelo. Tu la passa niente, tu anni notanza. Ehi. Cagna canzone, cagna repertorio. Cagna- E va bene, non vi alterate. Vale a dire che la prossima volta vi canterò Chi è? Felicissima sera. Come hai educato Vaglioncillo, eh? Ma come faccia a fare voi? Anche Giacomino vi prende in giro, non volete capire che voi siete l'esercito italiano, voi non sapete neanche EI che significa. Ehi. Che significa? Ehi, che significa? Ehi, che ne sai? Non sapete niente, non sapete. Voi siete lo Stato, voi rappresentate lo Stato. Hai capito? Noi siamo lo Stato. No, tu sei lo Stato, tu No, sei Stato. pure tu. Io a dove? No, voi siete tutti e due, lo Stato, tutti e Hai due. capito? Noi siamo tutti e due lo Stato. E adesso ascoltate a me, tutto orecchie, venite qua, venite avanti. Vedete che io ho un po' da fare. Sì. Chiunque dovesse venire che cerca del maresciallo, io non ci stongo per nessuno, mi Vabbè. sono spiegato, Sì, sì. per nessuno. Voi mi aprite a me? Sì. Ecco, ma io non ci stongo. Voi mi sentite parlare? Sì, sì. Ma io non sto parlando. E vedete come mi muovo? Sì. Ma io non mi sto muovendo, dunque ripeto, non ci stongo per nessuno. Chiunque dovesse venire e chiedere del maresciallo, io non ci stongo. Tu state chiari? Chiarissimo. Benissimo. Maresciallo, Che è successo? ma che avete detto? Viva la polizia! La polizia. Fai che si figura, papà. Io faccio- Tu eri meglio se facevo un finanziario. Tu pompiere va a fare, Sì, o mi fai pompiere, fare sì, sti ma- figure con un maresciallo, mi fai fare? Il maresciallo ha parlato tanto tempo e tu ne capite proprio di... Sì, tu sì. non ne capi tu. Eh? Non ne capi tu, non ne capi tu. Ma qua capo tu, che sta mannata? Buongiorno. Buongiorno. Ah, chi volete, scusate? Al maresciallo? Ma il maresciallo non c'è. Come non c'è? Devo parlare col maresciallo. Ma non è ci sta il possibile maresciallo. perché non No, c'è. no, 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 io ho bisogno di parlare al maresciallo urgentemente. È venuto domani urgentemente. Ma cosa dite? Ma Che parlo con signorina, voi? vedete che non No, no, c'è, no, ma ma che- che Garzuno! Esposito! Che cos'è questo chiasso? Allora un maresciallo ci sta. C'è, ma non si vede. Maresciallo, c'è donna Rosa che vuole parlare con voi. Oh, Oh. azz. E vabbè, voi andate a fare un po' il controllo per il quartiere, che poi parlo io dopo con Donna Rosa. Va bene, mi sono spiegato. È lei che vuole parlare con voi. Ricordatevi, il suo nome è Donna Rosa. Il suo nome è Donna Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Il suo nome è Donna Rosa, Rosa, Rosa. Il suo nome è Donna Rosa, zan zan zan. Donna Rosa, Maresciallo? io adesso sono un po' impegnato. Come siete impegnato? Io ho bisogno di parlare con lei. Io non posso uscire, lei non può entrare, ma di cosa si tratta? Si tratta di quella maledettissima donna Carmela. Oh, Ah, Donna Carmela. sì, E che ha fatto? che ha fatto? Ma vi spiego, maresciallo, cosa ha fatto? Mi sono chiusa di questo paese, sono carta e terra e pianto sto seccata, attendo ragione già un mese, sta cosa non voglio, No, non voglio, no. e se nessuno parla, mo parli. Tuffa marisa, hai rapito sono amica, muovo con te, muovo dico perché sono venuto qua. Tuffa marisa, hai rapito marisa, hai sapito Carmelina, che stai casando facendo, e la mala che per me se vuoi la vita far sta. Mo vo dico Marisa,
ma sto paese, da caramella si è salvata, ognuno ha fatturata, fa un vaso che si dà. Mia mia, Marissa, amo bene, Marissa. Per capriccio e non fa amore, fa un vaso e fuoco ardente, avvelena tanta gente non ne faccio a ragionare. È una legge non ci sta. Provodite, Marissa. Onnaro ve l'ho detto, oggi è domenica e non posso. Magari domani che è lunedì. Sì, sì, domani provvedo. Buone concetto, vino che Pascala, Vicenzo giro, sarà tutto miese, o farmacisti a giunta comunale, non sanno più parlare, No, più parlare, no. che vuoi per sto paese, Marissa? Tuppo, Marissa, hai rapito sono amica, muovo con te, muovo dico perché sono venuto qua. Tuppo, Marissa, hai rapito, Marissa, hai sapito a Carmelina, che te casa in coppa sceso, e la mala che per me se vuoi la vita far sta. Muovo dico Marissa, muovo con te, Marissa. Nessuno ma sto paese, da caramella si è salvata, ognuno ha fatturata, fa un vaso che si dà. Mia, Marissa, amo bene, Marissa. Per capriccio e non fa amore, per un vaso e fuoco ardente, avvelena tanta gente non ne faccio a ragionare. È una legge non ci sta. Provodite, Marissa. Marissa, voi non parlate, ma perché non rispondete? Marissa che mi sentite, non garrate più a parlare. Ora voi vi da curare. Buonanotte, Marissa. Buonanotte, Marissa. Ecco, questo ed altro a passione eterna, perché non finisce qui.